sedere per terra. Alza ancora la testa per vedere quanto dormi e sei sveglia, quanto balli e sei ferma, quando ridi e dentro stai piangendo, t'allontani coi passi, il cuore sta tornando, quando gridi in silenzio non hai fiato. Eccoci qua, allora buona giornata, buongiorno. In sottofondo c'è Giovanni Giusto con il suo Dormi e sei sveglia. Buongiorno a Giovanni Giusto e ben trovato, è venuto a trovarci quest'oggi. Roberta, conosci Giovanni? Sì, l'ho conosciuto qualche anno fa, parliamo di 20 anni fa, Giovanni. Ah sì? Tu non ti ricordi? Io ero una bambina. Non dire l'età. Sì, ma ci siamo conosciuti. Sei mantenuta bene. Grazie. Da bambina Sì. ti sei mantenuta bene. Allora, in sottofondo dicevamo questo brano che è tratto dal tuo ultimo lavoro, Giovanni Giusto, Teatro dei Pazzi, perché poi insomma c'è anche una collaborazione con il teatro, ma ne parliamo poi. Come nasce Giovanni Giusto? Dove nasce? Iesolano intanto, no? Iesolano San Donatese, insomma, quella, in riva al Piave, alla foce del Piave, del suo abito. Artisticamente c'è stato un inizio proprio legato al territorio, non a caso dopo circa 20 anni di carriera lì mi sono radicato. Sì. Forse negli ultimi anni ci sto anche molto meno a casa, però sento che proprio le radici e tutto quello che faccio viene da quella zona lì. Non a caso in questo disco per la prima volta sono anche presenti brani in dialetto. C'è questa fortuna, dico io, della crisi del disco, delle playlist delle radio, che però dà la libertà totale, non si pensa più come si faceva 20 anni fa che doveva esserci il ritornello, sì. E quindi questa libertà dà anche, devo dire, più possibilità di venire accolti dal pubblico. E poi oltre alle radio, insomma, di grande importanza, di grande effetto Facebook e tutti i social network che aiutano notevolmente anche voi cantanti, insomma, a farvi conoscere. Una dispersione totale. Una volta 50 anni fa andavi a Canzonissima, ti avevano 20 milioni di persone, era fatta, no? Adesso c'è una dispersione totale, però è anche vero che è più facile crearsi una nicchia. Alla fine tutti è necessario trovare quella fetta di pubblico che poi ti segue e ti dà la possibilità, insomma, di fare questo lavoro. In effetti Roberta ci stava raccontando a microfoni spenti di quello che ti è successo, appunto, di quello che ti è successo simpaticamente, bellissima, a Cuba, perché hai scoperto che stava andando una tua canzone e voi non sapevate, voi dell'entourage non lo sapevate. Sì, questo dell'altro sveglia che stiamo ascoltando, c'è pure il video che sta girando nel web, è girato proprio a Cuba. E ci sono stato quest'anno a fare un tour a gennaio, 8 date, perché una canzone dell'altro album, quello dedicato al vino, girava molto. Lì le radio sono 2 o 3, per cui quando gira una canzone la sentono tutti. Tra l'altro io ero l'unico che cantava in italiano, perché gli italiani in Sud America traducono poi i testi, fanno proprio dei dischi per il mercato sudamericano, e quindi risaltava molto questo italiano, che per loro non è una lingua che sentono molto spesso. Quindi quando abbiamo organizzato questo tour quest'anno non mi aspettavo un'accoglienza del genere, quindi è stato molto bello. Poi abbiamo tratto non solo questo video ma anche un video documentario che nei prossimi mesi che effetto ti ha fatto? Ma dicevi che c'era la gente che sapeva proprio la canzone. Sì, è un po' strano perché è all'estero, è diverso che in Italia. Poi vedevo che cantavano a memoria la canzone, poi quando ci parli non sanno neanche dire come ti chiami. Quindi l'effetto è strano, però poi è tutto il Sud America che dà, insomma, quest'aria di festa, e dico sempre le cose semplici ma profonde, come avevamo noi una volta, lì si toccano per mano. Ma è più difficile fare musica in Italia o a questo punto farla all'estero? In Italia è un mercato tosto, un mercato che... Ma la musica non è mai difficile da fare, cioè non è uno di quei lavori che ti devi sforzare. La difficoltà è un po' poi come sei accolto. Sicuramente negli ultimi anni che il live è stato molto rivalutato, in Italia c'è una mancanza di strutture. Poi, dopo Cuba sono stato tra l'altro in Francia e in Spagna. In Spagna mi ha colpito sapere che c'erano 6 milioni e mezzo di disoccupati, e quindi sono 3 volte i nostri. Però in fondo una città, Linares, che è il Museo Segovia, dove c'è il Segovia, città di 50.000 abitanti, c'erano 2 o 3 concerti a settimana per tutto l'anno, quindi anche in un momento di crisi l'arte è tenuta in grande considerazione, e credo che proprio nel momento in cui la vita è più difficile, è proprio questa medicina dell'anima che dovrebbe essere la musica e l'arte in generale, ce n'è più bisogno. Da noi mancano proprio gli spazi, quindi non è tanto la difficoltà del farlo,
ma quanto di poter arrivare alla gente. Hai capito? Ho capito. Difficoltà ci sì. sono. Allora, due le passioni, dicevi, di Giovanni Giusto, teatro e il vino nel precedente album. Sono proprio passioni nostre di terra nostra. Infatti. Beh, il vino è stato un lavoro bellissimo, insomma, ho potuto girare tutta l'Italia, le migliori cantine con uno spettacolo bello, insomma è stata una grande soddisfazione. Ma è stata un'idea tua? Oppure... No, l'idea è stata l'Unione Italiana Vini che, sapendo di questa mia attività di teatro canzoni, mi ha proposto uno spettacolo sul vino, che tra l'altro continuo a fare, comincio a fare un po' di estero, vado a Spalato in luglio, quindi continua un po' di vino, diciamo, anche se ora sono impegnato con questo disco che comunque tiene il filone teatrale, insomma. Le mie due passioni sono confluite ormai da una decina d'anni e per me è impensabile non fare una cosa sul palco con gli attori oppure legato al mio monologo, quindi è la mia dimensione. Sono sempre comunque meno i concerti, faccio una ventina di concerti all'anno e un centinaio di spettacoli in teatro. Io, Roberta, ho visto lo spettacolo qui a Conegliano, tra l'altro di fronte ad un teatro accademia che era riempito, gremito. È stato uno spettacolo, come dicevo prima fuori onda, tra l'altro molto simpatico, ma con l'accoppiamento di questo spettacolo teatrale e musica perfetto, che calzava a pennello. Che impegno c'è per strutturare per esempio una commedia di quel tipo e un arrangiamento di quei tipi e l'abbinamento? Che ricordiamo che tu ti occupi proprio di tutto. Sì, beh, insomma c'è uno staff, il Teatro dei Pazzi, che devo dire che mi aiuta, che non è da poco, un po', insomma, competenza. Però voglio dire, l'occhio. Sì, la scrittura è mia, ma è un arrivare alla gente in modo diretto, no? Un po' le canzoni che si dovevano fare si fanno in 3-4 minuti, insomma, mi sono sempre stato un po' strette, e quindi mettere adesso la canzone proprio la uso per riassumere quanto ho detto sul palco. Voi avete visto le betoneghe, anzi, visto che sono a Radio Conegliano, proprio io ringrazio proprio la gente di Conegliano, perché ci veniamo una volta all'anno, ogni 2 anni, e l'accademia è sempre pieno, mi dicono che non è così facile fare. Non è così facile, credici. Quindi la gente veramente ci vuol bene, poi ci scrive sul Facebook, insomma, grande soddisfazione a Conegliano. Se ti dicevo, la canzone riassume poi una parte di quanto si è detto, cioè fissa meglio, dà l'emozione della parola sottolineata dalla musica. Questo è un po' a grandi linee il concetto che sto cercando, insomma, di esprimere in questi anni. Ogni volta c'è una tematica diversa. In questo disco ci sono 2 spettacoli, uno sono le betoneghe, che voi avete visto, quindi molto divertente, un altro invece è uno spettacolo che farò da fine anno, in cui non voglio anticipare niente, ma sarà sul tema della solitudine, quindi dentro qui ci sono 2 aspetti completamente diversi, staccati, un po' chansonnieri, un po' anche questa. Sicuramente. Ma però a te piace. Sì, ma guarda, questo me lo dicevano senza che poi capissi bene il significato, però in Francia, che ero un po' preoccupato perché sono molto attenti alle canzoni, non capivano una parola, e ci sono state delle critiche ottime. Tra l'altro ero andato solo con le 2 chitarre, e in questo disco ci tengo a dire che c'è la partecipazione di Andrea Vettoretti, che è chitarrista internazionale di Treviso, che insomma mi dà molto lustro a questo lavoro, e con lui sono stato in Francia, ero un po' perplesso, insomma, lì nella patria dei chansonniere, mi ha fatto molto piacere come sono stato accolto. Ci torniamo, quindi insomma. Quindi vuol dire che girate e che vi accolgono bene. Io avevo una curiosità: quando ti capita di scrivere, Giovanni? Scrivi di notte, di giorno? Quando è che ti viene l'ispirazione? Sempre. Ma guarda, sempre, devo dire. Cioè, non è che poi quando fai dei lavori così mirati, ecco, una cosa che il teatro però complica un po' è che butto via tante cose, no? Cioè, non facendo una canzone, di solito l'album è una raccolta di canzoni, quindi tutto quello che è bello, le cose che hai fatto più belle le metti. E invece adesso devo tenere tante cose nel cassetto, poi quando c'è l'idea di una tipologia di quello spettacolo si parte, cosa c'è nel cassetto che già può andare bene, e da lì si parte per andare avanti, e quindi ci sono sempre appunti e cose.
Quindi mi pare di capire che la strada presa è questa, insomma. Assolutamente sì. La domanda di prima era sulla difficoltà di fare musica normale, diciamo, nei canali normali, Festival di Sanremo per esempio, altre manifestazioni di questo tipo, le hai abbandonate, hai lasciato stare oppure? Assolutamente, senza rinnegare, ho fatto un festival, sì, appunto. Adesso quando mi vedono lo so, perché conosco, però devo dire anche che se non c'era quella visibilità neanche mi conoscevo bene, insomma, quando avevo 20 anni, quindi no, assolutamente no, anche perché una cosa direi esclude l'altra, cioè stare in un canale come quello teatrale, di avere anche una credibilità sugli argomenti che è un'altra cosa, cioè non è che c'è una cosa, uno è fatto per delle cose, è difficile, sai, voler parlare di argomenti anche importanti che ho fatto, tipo la pace, la guerra, la storia sulla prima guerra mondiale nell'anniversario dei 90 anni, e poi andare a manifestazioni, diciamo, così popolari. Uno deve scegliere una strada e si vede in quella. Perché hai detto non mi riconosco più dal festival bar? Che poi tu feci una bella figura in quel festival bar, perché le critiche non furono... No, assolutamente, anche, è stato anche un... È collocato in quel periodo. Ma quella volta non sapevo neanche che poi avevo incontrato il teatro, ho cominciato a fare teatro molto tardi, e quando tutti mi dicevano ma che non sai niente di teatro, è stata la più gran fortuna non saper niente, perché ho fatto una cosa mia, nelle mie corde, senza paragonarmi a altri, quindi c'è un percorso che poi ognuno fa nella vita, e poi non è che si rinnega niente, perché ripeto, se non avessi avuto comunque la popolarità che mi ha dato il Festival Bar e tante radio nazionali, non sarebbe cominciato, chiuse, quindi va bene, però poi insomma, le cose sono cambiate. Cambiano, le cose cambiano, i tempi cambiano, la musica cambia, in questo caso appunto il filone è quello teatrale. Dicevi andrete all'estero, lavorerete all'estero, quindi lavorerai di più all'estero quest'estate? No, quest'estate lavorerò sicuramente più in Italia. Comincio adesso, ho questo mese di promozione, per usare questa parola che ho ripreso piace, dopo tanti anni, però un po' bisogna farla, giustamente, anzi vi ringrazio perché non ci sono neanche tutte queste opportunità, e ricomincio con i concerti proprio, mi sembra, da Treviso 27 di giugno e poi per tutta l'estate nel Veneto. So che faccio Verona, Bibbione, Jesolo, insomma un po' di cose anche qui nel Veneto ci sono. In patria come va? Perché dicono Nemo profeta in patria, Jesolo invece quando ti vedono bene. È il massimo, guarda, stare nelle nostre zone è proprio il massimo, perché proprio sei invisibile e si vive bene. Un'ultima domanda ce la facciamo? Sì, abbiamo 2 minuti. Intanto quale mettiamo in sottofondo, un'altra con cui chiudiamo? Cosa facciamo? Guarda, metti la prima che è Puntini. Ok, mettiamo la prima, Enzo, il primo brano, così ci avviamo verso la chiusura. Dimmi la curiosità. Volevo una curiosità da parte, appunto, di Giovanni. Cosa pensi dei talent, Giovanni? Ma penso quello che pensano tutte le persone, insomma, che fanno queste cose, cioè il talent è difficile, cioè, io dico sempre che se pensiamo questa centrifuga anche da parte delle case discografiche, perché se noi pensiamo alle colonne portanti della musica italiana, i nomi più grossi, mi viene a pensare ai defunti, a De André, a Battisti, nessuno di quelli sarebbe mai uscito da un talent, e quindi vuol dire che quella è una cosa che c'entra poco con la musica, e mi sembra che un po' vengono sfruttati, insomma, i giovani a loro anche insaputa, perché quello fanno a un'età che non si rendono conto, sembra che apparire sia tutto, in realtà la cosa sta nella gara. Mi sembra che c'entri poco, credo che da lì difficilmente verranno fuori quegli artisti di grandi voci. Apparire non basta. Grandi voci mi sembra che siano perfettamente, li prenderei tutti per far musical, però poi trovare una persona, un artista che poi esprima, come abbiamo avuto i grandi nomi, che poi ci vuole anche esperienza, la gavetta, alle spalle, sua, ma poi un pensiero su, insomma, noi i grandi, ma pensiamo anche agli ultimi grandi nomi, da Zucchero a Vasco Rossi, gente che ancora li abbiamo presi per qualcosa che ci esprimevano loro, non per la loro bella voce o per una canzone in particolare, cioè loro si hanno venduto un mondo. Quando noi pensiamo a Vasco Rossi pensiamo a un mondo suo, quando pensiamo a Zucchero o a Baglioni un altro mondo, ognuno entra in un mondo, e lì c'è una carrellata di belle voci. Sì.
vedo una cosa un po'. Eccolo qua, questo è l'album di Giovanni Giusto in uscita, è già uscito e quindi lo potete trovare tranquillamente, si trova in tutti i negozi di dischi, no? Nei pochi negozi di dischi, soprattutto iTunes, perché ormai è come dicevamo prima. Giovanni Giusto, ce l'ho dritto? Eccolo qua, Giovanni Giusto, Teatro dei Pazzi, abbiamo presentato quest'oggi, è stato nostro ospite qui in radio e qui sulla piattaforma audio video, perché ti potranno rivedere, insomma, on demand, basta che lo clicchino e ti rivedrai. venetoglobe.com. Giovanni, noi ti ringraziamo, una buona estate naturalmente di sole, vabbè, prima di tutto di sole, sì. Perché Giovanni tra l'altro è un appassionato di moto, quindi è necessario il sole, altrimenti ci si bagna troppo, e naturalmente di grandi successi teatrali e non. Grazie. Grazie.